Siamo con Mister Pinna, allora, a onor del vero, per quello che ha fatto nel secondo tempo, ovvero più di voi, la Venere avrebbe meritato il pareggio, avete sofferto tantissimo, avete esultato tantissimo alla fine della partita, forse perché questo era un match molto complicato. Comincio con i complimenti alla Venere. Non a questi microfoni, ma tra qualcuno della Fanner e anche altre persone comunque interne alla Lega, io sono settimane che lo dico. Questa è una squadra fantastica, la Venere è veramente... Definirla mina vagante è anche troppo, ormai l'abbiamo scoperta tutti e credo che farà un campionato sicuramente da protagonista, soprattutto nei playoff, perché credo che incontrarla sarà veramente difficile. Una squadra quadrata, gioca bene, riesce a comunque cambiare volto durante la partita molto bene e ha tecnica e anche fisicità. Per quanto riguarda la nostra esultanza, il calendario ci ha dato Checco, Football 8 e Venere in bikini. Noi usciamo da questa partita, da questo trittico con 3 vittorie, 0 gol subiti, quindi manteniamo la miglior difesa, continuiamo a essere il miglior attacco del campionato. Oggi torniamo in vetta da soli, mancano 5 partite e la mia preoccupazione è che i ragazzi, visto le energie sprecate per questi 3 big match, adesso possano calare. Dobbiamo essere bravi nel dimostrare contro le altre squadre, contro le 5 avversarie che rimangono, che il Cotton è quello che subisce poco, oggi ci ha detto anche un po' di fortuna, però subiamo poco, facciamo gol e portiamo a casa il risultato. È altrettanto vero che questo è un campo molto piccolo e quindi soffrire ci sta anche. E dal punto di vista tecnico, il secondo tempo magari gli attaccanti hanno fatto molto lavoro sporco, però non hanno mai trovato la porta. Ti aspettavi una partita del genere oppure no? Ero convinto che dopo la partita di Coppa, anche quella è una vittoria prestigiosa per il Cotton, visto che al primo anno di Serie A va in finale di Coppa Italia, e ci eravamo un po' studiati. E ovviamente il mister loro aveva capito che noi qui alla Stella Azzurra avremmo fatto di nuovo lo stesso tipo di partita, abbiamo sicuramente avuto meno assenze, abbiamo avuto giocatori abbastanza importanti presenti oggi in campo che potevano darci maggiori soluzioni. Questo non è avvenuto, perché? Semplicemente perché di fronte abbiamo un avversario di spessore, un avversario di livello che ha saputo difendere bene, noi non abbiamo approfittato degli spazi che si sono creati un po' nel secondo tempo e speravo in qualche ripartenza per chiudere la partita sul 2-0, questo non è successo, un palo ci ha salvato, Santarelli e un po' anche di intensità nostra che abbiamo messo ci ha dato la possibilità di portare a casa una vittoria che ripeto è fondamentale e prestigiosa. Sulla prossima? Sulla prossima abbiamo pochi giorni per recuperare, abbiamo comunque la formazione al completo anche per quella gara, quindi troviamo un Cottini avvelenato, un Cottini che insegue ancora il treno per i playoff, quindi ci darà filo da torcere e noi siamo pronti alla battaglia perché comunque ci stiamo giocando il primo posto e ci stiamo giocando il campionato, ripeto, da neopromossa.